problema delle rette, purtroppo, vabbè, che riuscimo da fare, tenevano le oie, le goichi, su mese de Sant'Ugain, la missa e 20 timbre. Idimo su che riuscimo da concludere, casa rete è proprio completamente andata male. Vediamo sono un pacco, allora intanto cominciamo dai come si presenta Sadie, che si presenta di voi, che lo libero, o tu, insomma, non presentato, però lo Saravallo non ha la che cacchio non vede, deve arrivare. Ecco, io domenica, a 23 gradi temperatura massima, a 14 gradi temperatura minima, e mostra attaccarti nuvole che dia deve presentare proprio a quest'ora, ma nuvole se non viene so galidenne, qualcuno magari si scampiano in cui impara niente, pacca roba. Grasa invece Unisi, abbiamo 23 gradi temperatura massima, 13 gradi temperatura minima. Vediamo lo pacco. Ecco qua. Andiamo diretto in presse a Sannova, abbiamo veramente una situazione un po' critica di trasmissione. Bene, cominciamo da chi cosa che comunicazione era posto in ordine. Ecco, cominciamo dai portes abertas a de Onanie, che este erisi e oie, domenica doichi, sono tante cose che bata bolle la potessa, sto canta, la erisi, oie, che domenica abbiamo filati trame nel codice balloturno, la presidenziale, poi apertura MUMO, museo multimediale dell'Ogretto Onani, poi apertura mostra Organitos, sono Deccan, visita guidata a Sascresa, a Salva Mesa Pratessone e a Sasotto del Zero. Le sonette Festival Internazionale dell'Organetto, con tante altre cose da abbaitare, ecco, entrambe le giornate, dimostrazione dell'antica preparazione del pane calasato, dimostrazione dell'antica preparazione del soldurkere, dimostrazione dell'antica preparazione del sapamano, dimostrazione della preparazione del formaggio, dimostrazione della costruzione del soscadero d'Erola, degustazione e dimostrazione della lavorazione del torrone, accudita una linea ribata veramente per scorrere. Ecco qua. Sarebbe stato l'ultimo evento del SUCEC, campus di energia creativa, si sono esibiti strechi partecipanti al SUCEC, Sidra, Pasquale Cazzedda, Rita Peduzzi, Enrica Virde, Giovanni Corso, Stefano Cherchi, Zil, poi Bandito, Federica Olla, Luca Osai, Angelica Perra, Randaggio Sardo, Emanuela. Ecco, a regolazione di Gianni Zanata, cioè il conduttore di Gianni Zanata, e luci e musica suona Sebastiano Vacca e Anello Testone. Cioè, mentre si sono lamentato che non si è niata, vabbè, io non vi posso anche nulla, purtroppo la casa che io a fianco non si collegata e quindi rischio battapito le difficoltà io si sono arrivata a questa fotografia, sono a Sweden, non vi sono arrivata, intanto ammentiamolo che io gli beste a esta de Bonaera, che a mezzodì questa messa, e poi a Sauna, sul pranzo comunitario. Fotografia scapomannata, ecco qua, questo è Sabittese, campionato di prima categoria, girone C, terza giornata, Bittese e Botti da Giocata. Poi è domenica a Salvato, stadio Pedro Burrai, De Pizzi, nuovo. Io non vi posso essere, ecco, la fotografia sono arrivata, ma non vediamo, questo è Spiero Arrasa, che è stato omaggiato, insomma, di una canzone sua, e poi
ringraziamolo per tutto quello che ha fatto, per questo bello evento, resistito, in questi ciechi, e speriamo che pure sanno inconveniente sia in bici. Mi dimostra alcun, ecco questo è sempre spiero, e no che Pasquale Carzedda, chitarra, in usata a omaggio seppur di due canzoni, una di Pasquale e stesse due, ecco Pasquale in posizione veramente di ispirazione cantica, ecco qua. No, che abbiamo la Sidra, poi Piera de Murtar, seppur ha dato omaggio delle belle canzoni sue. Un attimino che batta. Ecco, questa sei Piera e dai no che torniamo porta can ballina si in tutto las cose. Ecco, andiamo sul giornale, la prima cosa che dico resta un articolo che batta sopra allora, non ve la tappiamo di no, che no? Mi dovete scusare, ma sai cosa, sono purtroppo un po' non riesco a tappare come niente. Allora, io dovrei essere no a fianco. Sono tutte pogliate, se non riesco a vedere un attimo e tanto vale che l'interruttore fa inviare direttamente e non se ne arriva più, se no scusa, scusa, invia. Allora, vediamo, forse è scosto di nuovo, no? No, questo no è. Accidenti, non veste, eppure l'ho inviato. Eccolo qua. Vittenzo che è una persona, insomma, la sede dei vizi, Mustere, di Ciriaco Carlo, Stefania, di questa iniziativa che mette in Sassari un nastro rosa contro il tumore al seno, sabato 18, giornata di prevenzione, domenica gara nazionale di bocce, cioè salirsi, però vediamo i documenti di noi e intanto è un problema che interessa a tutti. Nell'ambito della campagna nazionale Nastro Rosa, la Lilti Sassari rinnova il suo impegno nella prevenzione dei tumori femminili con una giornata sabato 18 dedicata alla salute del seno organizzata con il supporto degli studi biologici percorso del dottor Vittorio Urigo. Ci sarà l'opportunità di effettuare visite senologiche complete e mammografie in tomosintesi 3D, l'esame più avanzato per la diagnosi precoce del tumore del seno. Le visite completamente gratuite sono riservate alle donne dopo i 40 anni che non abbiano seguito una mammografia negli ultimi 12 mesi. Le prenotazioni sono già aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili. La giornata seguirà alle ore 18 al Teatro con un incontro pubblico dal titolo Oltre alla malattia tumorale, pazienti, caregiver e la rete della prevenzione terziaria. A presentare l'incontro sarà Ciriaco Carro, presidente della Lilti Sassari, Ciriaco questo non me l'ha nato, vice presidente, della Lilti Sassari, che introdurrà un pomeriggio dedicato alla riflessione e alla testimonianza. L'evento si aprirà con la proiezione del documentario Libere, realizzato da Viola Ledda del laboratorio di teatro terapia dell'associazione Mia. Seguirà la presentazione del libro Il tempo è adesso, curare se stessi per amare, essere un caregiver, istruzioni per l'uso, scritto da Stefania Segna, che poi Samuzzese appunto del Ciriaco Carlo Sacare come buon
commentiamo chi este che inizia da conoscere non solo che è il motore del celiaco, ma pure ha fatto un servizio importante durante la lockdown, scritto da Stefania Seda, psicoterapeuta e vicepresidente regionale dell'ILT Sardegna. L'appuntamento sarà la partecipazione di rappresentanti nazionali, operatori sanitari e volontari LILT in un pomeriggio di dialogo, emozione e condivisione. Bene, ecco sul libro che ha scritto Stefania Escusto, eccolo qua, Stefania Seda, il tempo è adesso, curare se stessi per amare, un libro molto importante, essere un caregiver, il caregiver sono lo che assistenza, assistenza sul malato o non so, tumorale di altro tipo comunque in condizione di bisogno di assistenza importante e istruzioni per l'uso. Allora chieste Stefania Sei, responsabile dello sportello psico-oncologico della ILT di Sassari, per un sostegno al progetto Supporto ai caregiver oncologici in Sardegna, finanziato a formazione di Sardegna. È psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale con specializzazione EMDR, dottorata in neuroscienze presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari, autrice di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, responsabile dello sportello psico-oncologia per la LILT di Sassari, vice coordinatore della LILT, referente del progetto Navigare nelle acque emotive del cancro, il potere del supporto psicologico in oncologia, 5 per 1000 annualità 2023. È collaboratrice presso l'Università di Sassari per la gestione del benessere lavorativo del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, coordinatrice del servizio consigliering e azioni di valutazione sul benessere personale, già collaboratrice presso la diocesi di Roma per supporto psicoterapeutico nei vari contesti di fragilità. E un contesto di fragilità è stato proprio corso, allora un attimo, contesto di fragilità, è stato corso che si è verificato in Bizzi, che in un paese aveva lavorato un anno e mezzo, servizio psicologico a Biti, dopo l'avvione, con un progetto della Caritas. Aveva la sede in Convento e tanto Rovici che era una situazione della conosce. Quindi complimenti a Stefania, complimenti a Ciriaco per il suo impegno. Nell'istoria grazie per essere impegnato così e in questa occasione salire, che il danno è salito e chissà cantar vita a salvare. Beh, una dai antesi affidiamo il compagnia di campagna scusate, di sensibilizzazione per la donazione degli organi. Cuore di Barbagia, l'iniziativa della SL3 davanti a una tazzina di caffè. Cioè, una delle iniziative giusta, Cuore di Barbagia e la campagna di sensibilizzazione della SL3 dedicata alla donazione di organi e tessuti, midollo e sangue. Una chiacchierata informale davanti ad un caffè caldo e la possibilità di ricevere informazioni chiare su un tema tanto delicato quanto fondamentale. L'iniziativa prenderà il via mercoledì 15 ottobre all'interno della hall dell'ospedale San Francesco e si ripeterà ogni 15 mesi. Un modo nuovo, diretto e coinvolgente per avvicinare la popolazione al mondo della donazione, superando dubbi e incertezze davanti ad una tazzina di caffè. Una bella iniziativa questa, associare un momento conviviale a questa questione donazione. Meno incidenti, 0 vittime, strade più sicure in città, un traguardo frutto di un costante lavoro di prevenzione. De Nuovo. Sempre Nuova Sardegna, abbiamo una fregola,
la prelibatezza sarda vola in orbita. Tra i cibi che mangeranno gli astronauti anche la tipica pasta di semola. Bene, ne siamo scontenti, veramente una valorizzazione della roba nostra. Ecco, funziona, mi ringrazio. Comando in azione amore, l'assalto ai monopoli e blocca l'isola. Può questa rapina, insomma, bloccato un pacco tutto, hanno seminato del craulo in terra, insomma, quindi dovete bloccare un biotto di strada, una banda, ha rapinato il Prato Sardo, rubate sigarette per 40.000 euro, catene e bombole piazzate sulla strada per ritardare l'intervento degli agenti. Pittorra narra chiediamo più forze dell'ordine, sorveglianza e lo svincolo sul 131, cioè che erano una strada, insomma, in modo tale da non restare imbottigliato da un'unica strada. Il presidente degli operatori della zona industriale ci sentiamo abbandonati. Di fatto, un'unica via di accesso e di uscita abbiamo bisogno sia abbiamo bisogno sia intensificata la presenza delle forze dell'ordine, che ci sia la videosorveglianza, che sia realizzato lo svincolo sulla 131, pure esiste il progetto. Vabbè, è giusto, de Sacca, che non abbiamo di un attimo vizichieto da Gabriele Calvisi, visita del Presidente della Regione in occasione della presentazione di un libro sul sito. Un libro sul sito di Fontanella Minore l'ha scritto Gabriele Calvisi, vizichese, sindaco, progetti turistici e bando di gestione per la miniera di Giacurro. Allora, Gadoni scommette su un nuovo futuro per i siti minerari di Fontanella Minore e Ciacurro, simbolo di una comunità dove per decenni il settore delle stazioni ha rappresentato l'elemento cardine dell'economia. Se ne è parlato ieri in un ampio dibattito al centro polifunzionale in occasione del libro Fontana Minosa erranti per le lente gallerie smarriti nell'oblio di Gabriele Calvisi. L'incontro, moderato dal capo rettore dell'Unione Sarda Giuseppe De ha ospitato la presidente della regione Alessandra Todde, l'assessore all'industria Emanuele Cani, i consiglieri regionali del PD Camilla Soru e Antonio Solinas. Il sindaco Francesco Pedio ha annunciato le novità dopo una fase di stallo che ci vedeva bloccati a livello burocratico gli usi civici in regione, cioè con gli usi civici, in cui è mancata una virgola, in regione siamo pronti a ridare slancio all'attività estrattiva miniera di Giacuru con un nuovo bando di gestione. Seguirà la nascita di una fondazione per il sito di Raminosa, su cui abbiamo in mente vari progetti turistici e culturali. Va bene, speriamo in buono. E complimenti a Gabriele, che ha sbagliato come ingegnere in questa ingegnere mineraria. Tuteleremo il pecorino romano, dazi a rischio, il 40%, dazi a rischio il 40% dell'export. Lollobrigida, somministro, serve un piano di compensazione. Costi di gestione delle case in 10 anni, bollette alle stelle. Calcoli di Confedilizia, aumenti del 74% per l'elettricità e 47% per l'acqua. Italia divisa su digitale. L'Italia registra il più alto tasso di stagnazione digitale. Il 12% delle PMI non ha introdotto nessuna nuova tecnologia pubblica. Per chi ha abbracciato l'innovazione, i punti di forza restano la gestione documentale, 32%, gli strumenti di data analytics, 30%, il marketing
automatizzato 27%. Un attimo. Va bene, scusate, ma anche dopo ti morire, Kaiti. Oh, va bene, così abbiamo finito, quindi media industria, piccola e media industria. Eh, Dopo il crollo, c'è ovviamente il sino crollo che sta avvenendo a Regina Coeli, è detenuto di Regina Coeli inaccettabile. Diventa un caso la decisione di trasferire dopo il cedimento di un tetto un centinaio di detenuti stranieri dal carcere romano di Regina Coeli ai penitenziari sardi, in particolare a quelli di Sassa e Langhero, dopo la presa di posizione dei sindacati di polizia penitenziaria che hanno espresso perplessità per la scelta a causa del sovraffollamento che caratterizza gli istituti di pena dell'isola. Sulla vicenda è intervenuta anche Irene Testa, garante regionale persone private della libertà personale, cioè nello scambio carcerate sono persone private della libertà personale. Ma questo è il tipo pure dei diversamente abili tra tutte le regioni dove potevano essere alloggiati i detenuti sfollati da Regina Coeli, guarda caso si sceglie la Sardegna. Così come si sceglie la Sardegna per trasferire 92 detenuti in 41 bis, scrive Testa sui social, aggiungendo bancali non è certo nelle condizioni di ospitare nuovi giunti ad un tasso di riempimento del 120%. Però siamo in colonia, Anna bene proprio. La Corte dei Conti entrato in merito della promozione ET, la giunta chiarisca, cioè ET praticamente inizia il finanziamento regionale e come la Corte dei Conti ne contano che su 68.000 euro a sostegno della candidatura sarda al progetto. La Corte dei Conti alla Sardegna ha avviato un procedimento nei confronti della Regione. Il fascicolo l'ha aperto la Procura Generale che ipotizza l'utilizzo indebito di risorse pubbliche per attività di promozione del progetto Einstein Telescope. Adesso gli uffici di Viale Trento hanno 15 giorni di tempo per trasmettere una dettagliata relazione, come sollecitato con specifico decreto dalla Procuratrice Generale Maria Elisabetta Lucci e dalla Vice Valeria Mozzo. Allegata. Vabbè. Portare SRL non rispetta le regole, vabbè, questa sa che non chiacchiere pure tutte le batterie già consumate già in Sardegna, che si scusa che in che tirata con sul pacco di litio che bisogna deve restare. In effetti questo è un smaltimento fatto. Le regole sancite dalle autorizzazioni ambientali rilasciate alla Portovemme SRL erano chiare e non sono state rispettate. Il raddoppio della lavorazione dei fumi d'acciaieria vincolava la società alla lavorazione in loco degli ossidi prodotti, vietandone la vendita o la lavorazione in siti diversi da quelli di Portoverme. In caso di fermata si sarebbe dovuto procedere alle bonifiche del sito. Le linee zinco e piombo sono ferme, ma non ci risultano bonifiche in corso o annunciate. Cioè, figurati un pacco. In Polonia come si sa che fa che bonifica, questo già ha depositato 0 milioni di metro cubo del resto dei fumi di acciaieria che hanno fatto vinta di lavorare, ma in effetti lo dobbiamo solo smaltire in Gena e Luas. Ecco, chi è che lo stila 6 milioni di metro cubo e fumi di acciaieria? Praticamente battono un cucolo quasi tanto su esante lì. Pensate un po' così che lo tirano. Numero, un'azione di guerra per rubare il carico di sigarette. Paralizzati bus, scuole
ed edicole per un bottino da circa 30.000 euro. E vabbè, non credo che lo vadano a boccare 30.000 euro. 40.000 euro di sigarette, 30.000 euro, ma strada in salita per nelle politiche internazionali, Partito strada in salita per Le Cornu, costretto al bis. PS, Partito Socialista e Repubblicano, scaricano il premier imposto da Macron, cioè praticamente è formarne uno governo che però non ha maggioranza. E dai satelliti sono Meloni, estrema sinistra e accusate da destra estrema destra, accordo spari, un bardugo putiniano che non ne può impulso. Va bene, Zelensky chiama Trump, ora costringe Mosca alla pace. Zelensky pensando che questo Trump presenta una macchina, vabbè. Ma lasciamo perdere, io non riesco quanto siete restituisse tutta la pressione mondiale a dare spero di pace in Palestina. Se si è riusciti a fermare la guerra a Gaza, allora si può fermare anche quella della Russia. Ecco l'anno, eccolo l'anno. Eccolo, l'amo lanciato dal presidente Volodymyr Zelensky sulla scia del cessate il fuoco in Medio Oriente. Il leader ucraino è tornato a parlare con Donald Trump e gli ha recapitato un messaggio che è a metà tra una richiesta di aiuto e una sfida, e non sembra essere andata male. Nel corso della telefonata ha riportato Axios Trump, ha riportato a Axios, l'agenzia di stampa praticamente. Trump e Zelensky hanno parlato della consegna dei missili a lungo raggio Tomahawk e del rafforzamento della difesa aerea ucraina attraverso l'utilizzo degli F-16 statunitensi. Il colloquio, ha spiegato Zelensky, è stato molto produttivo. Bene, andiamo a innanzi, abbiamo trascorso, Gaza si accelera sugli ostaggi, il leader Egitto per l'intero. Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti. Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al-Sisi, che è il presidente dell'Egitto, e il presidente USA. E niente, questa è l'ultima nova, questo è sul Ministero del Salute che sarà indicato di questa iniziativa che abbiamo visto in Sassari, in UE appunto bisogna protagonista la Ciriaco Carro e la Mussere Stefania. Allora, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, oltre alla malattia tumorale, pazienti, caregiver e la rete della prevenzione terziaria. Sabato 18 ottobre 2025 ore 18, Teatro Civico Sassari. L'evento gratuito aperto alla cittadinanza è sostenuto dal Comune di Sassari, dalla Fondazione Sardegna e dalla LILT nazionale. L'iniziativa, inserita nella campagna nazionale Ottobre Rosa, rappresenta un momento di incontro e riflessione dedicato alla prevenzione terziaria, con particolare attenzione alle donne operate di tumore al seno e ai caregiver oncologici. Presentano l'evento il professor Ciriaco Carlo, presidente dell'associazione LIL di Sassari. Seguiranno proiezione del documentario Libere, a cura di Viola Ledda, del laboratorio di teatro terapia dell'associazione Medea di Sassari. Presentazione della relazione Prendersi cura di chi prende cura, a cura della dottoressa Stefania Sedda, psicoterapeuta e vicepresidente regionale LILT Sardegna. Interventi: Lalla Careggio, assessore del Comune di Sassari, Gianfranca Nieddo, direttrice servizio sanitario ASL Leona Sassari, poi rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore sanitario e del volontariato, insieme ai salari ufficiali delle autorità civili, autorità sanitarie e autorità associative. E quindi l'appuntamento è su Vecchio 8
e che in quest'ultima cosa terminiamo siete 9 ore dopo 31 minuti e 32 ore. Sicuro siamo riusciti, infatti anche l'UAC e la rete sta andando benissimo, ma in effetti non, per esempio in Paralmea non si tiene sul paesaggio, hanno la rete e il bassa non vi là che lo caricare, insomma, ecco, se vedendo un telo verde chi eviti appunto però permettere di caricare macchine in Paralmea che ne chi si è proiettata su da me, insomma. È un sistema che in realtà poi questa televisione manna, però a che vede l'immagine si impala di super danne, ma non sono realmente pintata, si impala, ma sono in pratica sul computer che viene applicata mediante un algoritmo di questo. Bene, quindi terminiamo il tenore de hoy. Ecco, questa partita con l'Aponato, noi che non abbiamo a casa l'Ulese, no? Noi non abbiamo scritto nulla, questa pagina sono non vi scritto nulla, e poi dire che ma non ho proprio il tempo. Bene, ponemos la sigla de Plancatura, buscamos in questa confusione che in questo intento no, che vediamo un po', la buscamos qualcuna di sigla, non va sigla di Plancatura, quindi niente, non che andiamo ancora. Si scusa, ma non credo. Ecco qua, questa andrà bene, e la poniamo, ecco. Bene, a mentre vedere, buon a tutto, dai, visti TV, addio, a mentre